Buonasera a tutti, buonasera alle autorità intervenute e a tutti gli amici che spero numerosi, anzi ne sono certo, che ci seguono da casa. Siamo qui ospite della sala consiliare del municipio di Cividale del Friuli per presentare un progetto nuovo, come abbiamo spiegato su tutti le reti sociali nelle ultime settimane, in particolare negli ultimi giorni, ospite appunto di Cividale per una ragione che poi i relatori di questa conferenza stampa vi spiegheranno. Io non perderei altro tempo, passerei la parola al padrone di casa che ci ha gentilmente ospitati, il sindaco dottor Stefano Ballo, a cui passo la parola. Grazie, un saluto e un benvenuto a quanti appunto con noi condividono questo momento straordinario per la città di Cividale, per lo sport, per la storia dello sport, che in questa città sempre ha dato grande soddisfazione con un percorso che ha accompagnato illustri nostri concittadini e esperienze sportive che anche nel mondo cestistico hanno dato grande sapore a quella che è l'esperienza sportiva di questa regione e di questa città. Dunque un saluto a voi, a coloro i quali sono collegati sui social e sono in attesa, come noi, di conoscere nel dettaglio questo nuovo progetto che coinvolge la città di Cividale nel mondo sportivo, nell'ambito di una infrastruttura che nel 2017 in particolare ha dato la possibilità al grande pubblico di poter essere ammirata e verificare come la nostra città sia appunto pronta oggi ad accogliere un evento sportivo di grande portata che ci auguriamo possa portare la giusta fortuna a questo esordio che oggi appunto viene annunciato. Dicevo che la nostra città nell'ambito appunto del suo percorso storico è conosciuta evidentemente per le sue emergenze artistiche, è conosciuta per quanto la cultura e la storia ha offerto appunto in particolare dopo il riconoscimento UNESCO del 2011 al grande pubblico degli appassionati appunto di storia, ma che negli ultimi anni in particolare è stata protagonista di eventi sportivi a tutto tondo che hanno riguardato appunto le diverse discipline sportive che a livello nazionale hanno potuto individuare appunto nell'ambito della nostra città un punto di riferimento che dal Giro d'Italia a campionati mondiali che sono stati sfruttati nelle nostre strutture hanno fatto sì che appunto la nostra città potesse godere e appassionare nuovamente soprattutto i giovani a diverse discipline. In questo momento ci avviciniamo all'agonismo, quindi passiamo a una fascia, come dire, superiore rispetto a quanto negli ultimi anni abbiamo avuto modo di vivere con il mondo dell'associazionismo sportivo cittadino e siamo pronti appunto ad accogliere con questa nuova esperienza il basket al palazzetto di Giardini. Io ringrazio tutti voi e i protagonisti di questa grande nuova avventura e ci auguriamo appunto che il trascorso appunto storico della nostra città possa portare solo che fortuna al prossimo campionato. Grazie Sindaco, ben trovati, saluto Mauro Zanin, Presidente del Consiglio regionale. Ciao Mauro, è sempre un piacere enorme condividere con te questi momenti. Saluto Ernest Cacciani, Presidente di Italia del CONI, e autorità di Cividale, il vice sindaco, l'assessore Volto, il sindaco, il presidente storico del Longobardo, Luciano Fogono, ciao Luciano, il presidentissimo della Federazione Italiana Pallacanestro provinciale, oltre che grande relatore anche qua a Cividale, Claudio Barbini, ciao Claudio, i rappresentanti del Longobardi Basket, la famiglia Fontanini, la rappresentanza anche di Monsignor Vittoni. Buonasera alla famiglia Fontanini, penso di non dimenticare nessuno, siamo quelli che possiamo stare ovviamente rispetto alle regole, assolutamente sindaco. Allora, io cercherò di essere più conciso possibile, poi magari insomma
questa idea nasce soprattutto da Beccarolo, da molto assessore, quindi giusto anche da eccetera eccetera. Ma faccio un passo indietro però, perché per me non è facile, da tanti anni che ho fatto queste conferenze stampa rappresentando l'APO, in cui sono stato orgogliosissimo, no, baluardo. Per me questa è una prima volta, cioè 50 anni che esistono sempre le prime volte. Quindi la prima cosa che voglio fare è salutare il mio presidente, salutare tutta la mia vecchia società, augurare veramente di cuore i miei fortuni. Approfitto anche perché ci sono un sacco di cose, magari poi questo video preferito più lavorare che altro, per ribadire che da parte mia non c'è nessun tipo di volontà di creare qualcosa che vada in contrapposizione o anzi siamo tutti tifosi dell'Apo e mi auguro, sono certo, vedo anche io, il mio ciclo era finito, praticamente lì non avevo più le stesse motivazioni, in maniera credo responsabile e giudiziosa l'ho comunicato e mi pare che insomma, questa ripartenza sia nata in Napoli con le mie prospettive, con i migliori anche gli auspici. Oggi abbiamo usato un bravissimo giocatore, quindi mi sembra che il presidente dello Stato stiano facendo bene, Matteo, ti faccio in bocca al lupo per il gioco che per questa settimana, quindi anzi mi auguro che si possa anche collaborare, perché il nostro progetto è parallelo, ma credo che sia un grande privilegio per il territorio. Claudio, poi magari ti dire anche a te, cioè, in un momento, lo dice anche Basciano dopo il suo intervento, in un momento in cui il Covid ha un po' distrutto tutto, noi qui invece in provincia rilanciamo e quindi oltre all'Apo, in cui sono tutti i tifosi, ribadisco veramente il più sincero in bocca al lupo, nella maniera più trasparente e nella vicenda del basket, della pallacanestro, della collaborazione, sono disponibile a tutto. Per noi è un grande orgoglio mettere in campo una nuova squadra. Questa nuova squadra che nasce a Cividale non a caso dal sindaco. Abbiamo fatto qui insieme tante bellissime manifestazioni, abbiamo ospitato il Campionato del Mondo, delle finali nazionali. Nel 2017, se non ricordo male, con l'auto abbiamo fatto nel 2017, sì, abbiamo fatto prima in Serie A, è stato bellissimo. Poi sempre una unica perché così era, ma i rapporti sono rimasti buoni. Quindi quando io sono uscito, e veramente volevo uscire, mi è partito il tuo assessore a testa bassa e è cominciato a spingere forte come un buon terzino, anche se lui non è un terzino, cioè che era un ballonero, ma non è un terzino. Mi ha marcato stretto finché insomma, devo dire che ci ha pensato molto per convincermi a riaccendere la fiammella, l'impianto vostro è uno spettacolo, si può fare. È un peccato che non me la faccio positivamente. E poi da lì, cosa nasce cosa, un giorno ci sentiamo, devo dire che vi ringrazio di cuore. Amministrazioni, ce ne sono poche, ma non io sono molto sincero, che dico quello che penso. Sono poche amministrazioni così lungimiranti di buona volta, quindi complimenti a te per il lavoro che hai fatto, e in bocca al lupo a chi verrà, perché siamo, mi sembra, arrivati quasi al video, ma sono sicuro che chi era guidato da te, il testimone, saprà continuare questo lavoro che hai fatto. E quindi dico, il palazzetto è stato chiaramente importante, un palazzetto che andava riempito, non può rimanere. Io sono un vecchio innamorato di pallacanestro, di quelli proprio malati da finali, che va benissimo tutti gli sport, però la pallacanestro deve stare. Quindi la prima cosa che abbiamo visto con Berto, con gli uffici, è va bene, mettiamoci in basket, però basket a 360 gradi, cioè H24. E quindi raggruppiamo anche le realtà locali per far sì che tutti giochino lì, in modo che poi nessuna situazione si senta anche magari che poi ci sono poi gli scatti, uno entra e uno esce, in modo che siano tutti soddisfatti. Poi da lì abbiamo pensato anche il nostro progetto è un progetto legato al futuro, sta arrivando Stefano, per esempio, il futuro sta arrivando Stefano Pilastrini, che è un fantastico allenatore di Serie A, alta Serie A, che ha accettato questo progetto. Io devo dire che quando Beppe ha cominciato a colpire forte, mi stava convincendo e detto, aspetta, facciamo telefonata, andiamo qui, ti faccio un progetto e magari prendiamo una via, ci sta, e lui ci ha messo 0 secondi per dire di sì, allora tocca fare. E da lì è partito il caro sindaco una macchina infernale, perché non è facile, sono questi tempi, però ci siamo quasi. Poi magari vi dettaglierò, ma tutto quello che andiamo a fare, perché poi, altra cosa bellissima, devo dire che avete voi qui, avete degli spazi. E credo che mai come adesso si debba fare il gioco di squadra. Io dico sempre, in questa fase qua deve vincere la passione, la passione del territorio, per la squadra, per i colori, per il proprio sport. La pallacanestro, noi facciamo sport, dobbiamo semplicemente dare un messaggio di possibilità. Venirci in testa al gruppo e andare avanti a spingere forte. Io la vivo così, cioè, per me è questo. Però sappi il sindaco che questa volta non veniamo a fare questo anno o due, veniamo perché abbiamo voglia di costruire proprio sempre qua, perché hai grandi infrastrutture, perché è un territorio che ha grande storia, Luciano qui lo rappresenta,
avete fatto grandi cose, noi da lì partiamo, avete finito con la prima, da lì partiamo, messa semplice che sta finito, l'abbiamo fatto, per una squadra giovane, mi piacerà, anche una squadra giovane importante, posso dire che abbiamo anche una squadra di Serie C, e credo che sia per te, caro Riccobono, due errori, che per te devi avere i Longobardi in campo con una propria squadra. Però posso annunciare che nel momento in cui abbiamo acquistato un titolo noi di Serie B, mi avanzava per il titolo di Serie C, lo io e Dotte. Lo abbiamo ceduto ai Longobardi di Cividale, e quindi qui ci sarà la Serie B con la nuova società di cui adesso vi parlerò, e poi intanto ciao Villa, è arrivato il nostro coach, e ci sarà anche una squadra di Serie C che torna in campo con la maglia Longobardi. Non solo, avremo anche una squadra femminile, sempre di Serie C. Quindi è un sacco di pallacanestro perché Beppe mi ha detto che i primi palazzetti lo chiedo. Quindi avremo la Serie B, adesso posso anche annunciare la società che abbiamo fatto l'altro giorno, mi sono molto coperta perché mi sembra difficile, quindi l'IGM ha fatto il suo percorso e passa la palla alla nuova realtà. Caro Mauro, che rivediamo le Aquile, perché qui siamo più. Quindi la società si chiama United Eagles Basketball Web, i colori sociali saranno giallo-blu, vogliamo essere una e abbiamo fatto un bel progetto di comunicazione, la società abbiamo aperto veramente l'altro giorno, quindi io sono stato coperto, da oggi però ufficialmente siamo qua perché la società è ufficialmente iscritta e quindi si può partire con quello che sarà la comunicazione. Quindi le altre si partono a Cividale, sarà un percorso fantastico, ripeto, tanti giovani verranno giocare qua, potremo fare la di grandissimo livello, sia B che femminile, quali due Serie C, maschile e femminile. Io mi sono preso un impegno e questo impegno lo porterò avanti fino in fondo, e poi c'è un altro grandissimo progetto parallelo che qui la cosa nasce cosa, ed io posso ringraziare perché non riesco a nascere nessuno. Ho avuto una fantastica idea. C'è una palazzina da sistemare e ristrutturare, dobbiamo fare un grande campus legato a proletteria per i giovani. Ho già dato le scatole al CONI e agli amici, abbiamo già fatto un paio di sopralluoghi, Claudio ti farò vedere che roba che è. L'obiettivo è fare veramente un grande centro dove i giovani possano trovare il massimo di comfort per fare la loro attività. Vogliamo portarci dal sud dell'Italia, ci vedremo un anno, 2, 3, 20, ma ce la faremo. Sempre in maniera armoniosa col territorio, senza rompere scatole a nessuno. Abbiamo fatto un percorso stupendo a Udine in questi anni, mi auguro che vada avanti mai di prima, anzi sono sicuro per le solite manie della società. Noi vogliamo fare una cosa un po' diversa, propositiva, per far sì che alla fine dica la pallacanestro di questo è un po' il progetto a grandi linee, poi magari si mette per dettagli un po', però direi Mauro, visto che te me, ti ho spiegato un po', no? Io ricordo riassunto in pochi minuti, ma è stata durissima. E ringrazio adesso ufficialmente privato Stefano Pignastrini, io vi chiedo un applauso a nome di tutto il popolo perché è molto colpa sua che siamo qua oggi, perché se lui mi avesse detto di no quando l'ho chiamato per essere risposto in 0 secondi sì, probabilmente avrebbe, non lo so, avrebbe esistito, non lo so, però è chiaro che il suo entusiasmo immediato nel progettuale, ipotizza lui è uno di grandi visioni, no? Ha intravisto subito la progettualità, ha visto il palazzetto, si è fidato di me, quindi sono sicuro che faremo un percorso bellissimo, la squadra abbiamo fatto un tempo veloce, però io oggi non siamo qua per parlare di giocatori, la squadra è fatta, ma non siamo qui per dire chi sarà per me, che giocheremo 4-4-2 o con la ripartenza o 3-4-3-3. Noi siamo di Balloneri, speriamo che dopo l'Udinese faccio un rispetto al presidente Brandolini che è in tensione, vecchio juventino, no? Che non vincono la sudetta Udine, sì, sarebbe bravissimo. E quindi devo dire che il suo entusiasmo è stato contagioso reciprocamente. La squadra mi sono fidato secamente di lui, conosco anche il campionato, nessuno gli chiede, quindi lo dico anche questo, non è il nostro obiettivo, non è che si torniamo la nostra priorità il derby il prossimo anno, anzi, il nostro, assolutamente rispettiamo le gerarchie e l'altro sopra di noi, con grande rispetto, e ripeto, sarei un imbecille anche diversamente, visto che ci sono dentro fino all'altro giorno, ma sempre ancora molto mia, con rispetto a chi c'è adesso. Quindi il nostro obiettivo è costruire, magari collaborare, fare insieme, sempre nel nome della pallacanestro, e poi dopo quello che verrà. Quindi l'obiettivo, quindi non ho detto di venire con me per il suo campionato, vieni qui da con me per aiutarmi a creare una grande scuola di basket in un territorio magnifico come il nostro, che è un, ricordiamo, patrimonio UNESCO e che è una perla che merita di essere valorizzata. A te Mauro, grazie.
sono molto contento di essere qui a Cividale con il sindaco di Gestione con Davide, perché già da queste sue prime parole emerge un sentimento, no? Avete visto la commozione quando ha presentato il suo progetto, ha raccontato la sua storia. Io a Davide lo conosco ormai da tantissimi anni, quando presentavo la provincia, 20 anni fa, e devo dire che mi ha sempre colpito il suo entusiasmo e il fatto comunque di affrontare le sue sfide molto importanti, europee, mondiali, cioè ha fatto veramente il passo di questa regione, sempre con grande entusiasmo, cioè gettare sempre il cuore oltre gli ostacoli. Poi le risorse si trovano, diceva sempre. Partiamo con questa maniera che bisogna organizzare, vedrai che poi dopo le cose. Devo dire che il risultato è dato sempre ragione, perché l'iniziativa è mossa oltre che dalla testa, dal cuore, e penso che oggi questa cosa sia emersa in maniera concreta. Quindi sono contento. Certo, adesso poi fanno anche una captazio benevolenza che chiamano le altre, la squadra, noi siamo nel territorio di Venezia Giulia, sono l'Aquila sul nostro stemma, poi io sono il Friuli dove c'è un'altra Aquila sul nostro stemma, quindi sono tutte le Aquile nel senso. Quindi penso che sia un progetto importante, sono anche piaciute, devo dire, le tue parole che credo debbano spazzare le polemiche che abbiamo letto sui giornali probabilmente più spinte che forse volute sia da te che da Alessandro, perché insomma avete dato insieme una grande entusiasmo, una grande progettualità, un grande cuore, insomma, sul basso del Friulano, avete riportato al centro la copertura nazionale e internazionale, quindi comunque è stato un progetto di grande successo, ma come succede, le cose nascono, ed è bene che quando finiscano abbiano l'autonomia di poter andare avanti entrambe per quelle proprie gambe, insomma, non bisogna. E io credo, come dicevi tu, che una sarà la forza dell'altra. E quindi, bene, insomma, queste parole di futuro. Poi, insomma, devo dire anche che siete coraggiosi, la pista, il saluto, il Porsche, tutte le persone che sono state vicine, perché immaginare proprio nel momento in cui il paese era chiuso, la regione era chiusa, nelle famiglie serpeggiava una certa preoccupazione, è inutile dirlo, per questa pandemia che abbiamo vissuto, aver voluto lavorare per un progetto nuovo, io da Presidente del Consiglio regionale, da legislatore, lo raccolgo come un motivo di speranza. Io credo che è vero che noi nei prossimi mesi avremo situazioni complicate, però anche credo che dobbiamo smettere un po' di piangerci addosso, di dire la crisi, si affronterà quello che la storia e il mondo ci vorrà davanti, ma bisogna affrontarlo positivamente. Quindi è chiaro che il vostro progetto è un progetto che va in questa direzione, che ci dà speranza, quindi penso che sia anche questo un simbolo di questo straordinario Friuli che si è sempre saputo rialzare ed è uscito sempre più forte di prima, no? Rispetto alle prove che è stato chiamato in questi millenni di storia. Faccio un saluto, vedo che insomma Icone, qui Ernest, l'amico Claudio Guardini, insomma, mi piace anche che avete voluto inserirvi in una realtà che ha una tradizione globale, insomma, in un palazzetto straordinario, e anche per questo siamo contenti, perché le amministrazioni, il comune, la regione, contribuiscono a realizzare i contenitori. Ma noi abbiamo tanti contenitori in giro per la nostra regione, per la nostra provincia, che magari sono quei vuoti, perché si fa nel momento in cui la squadra, penso la Pisana, ha un ottimo risultato, poi quando i risultati sportivi non ci sono, il contenitore viene un po' abbandonato. Il fatto che tu lo voglia riempire di giovani credo che sia la migliore risposta anche alla finalità che queste strutture hanno dal punto di vista proprio educativo, formativo, lo sport è una grandissima palestra di vita, e quindi su questo è un altro obiettivo, caro Assessore, penso che ti abbia guidato insieme al Sindaco e vice Sindaco ad immaginare di appoggiare un progetto di questo tipo, e quindi questo mi dà ulteriore merito, perché effettivamente il palazzetto è un palazzetto straordinario, con una storia straordinaria. Il progetto che tu proponi, caro Davide, penso che voglia invertire questa prospettiva. Questo visto tra le ieri il tuo discorso, che questi del campo si deve raccolto,
credo che io sia qui anche un po' per immaginare come poter lanciare questo progetto, credo, ma è un caso, però al netto di nessun impegno, perché la ministra della Repubblica, degli impegni, però ecco, non è solo prima squadra, non è solo Serie B, abbiamo sentito lo sport di Serie C, una maschile e una femminile, anche la pressione dello sport delle donne, ai ragazzi, voglio dire, un percorso di formazione sportiva, credo che sia un bel percorso, credo che con l'altro sul basket il giovane sia una novità, perché sia così completo, parte dai ragazzi, passa tra le ragazze e arriva poi all'agonismo. Quindi mi sembra che dal punto di vista dei fondamentali si dice, no? Ci siano tutti, quindi ecco, voglio farti fare a te tutti un grande bocca al lupo, la regione commissaria aiuta tutti, quindi farà la sua parte anche credo di questo progetto, e poi insomma abbiamo avuto una giornata a fondo tutto il giorno, appena lui sono presentato piove, quindi insomma vuol dire una bagnata, no? Quindi credo che le cose comincino con tutti gli obiettivi. Quindi bocca al lupo a tutti e credo che tutti dovremmo remare dalla stessa parte. Questo è il grande obiettivo. E questo credo che sia molto importante. Quindi cominciando da te, passando dal sindaco Palo, io faccio tanti bocca al lupo, un'esperienza straordinaria che sta in istituzione comunale, arriva un po' alla fine, ma ci saranno, credo anche per lui, orizzonti positivi per l'esperienza che ha maturato, un'esperienza che assolutamente dovremmo custodire perché è un patrimonio della comunità, perché non dobbiamo dimenticare chi fa esperienza, chi ha quell'esperienza, poi magari arrivano i nuovi, che va bene, devono trovare il loro spazio, ma che abbiano anche a fianco qualcuno che li possa indirizzare per la propria esperienza. Quindi, caro Stefano, penso che questo sia un colpo di coda di tanti che hai fatto della tua amministrazione, a cominciare dal riconoscimento UNESCO che dimostra avvedutezza e anche lungimiranza. Grazie anche a te per aver sposato questo progetto e grazie a tutti. Grazie. Tanto chiamiamo Hermes Canciani a portare il suo saluto. Hermes ha tre caratteristiche: primo, presidente della FCC; secondo, ministro delle cariche del CONI; ultimo ma non ultimo, il mio fratello amico. Facciamo vedere il saluto di Basciano, noi lo possiamo a casa su Facebook, noi no. Hermes, aspettiamo via dire da Francesco quella parola, vai. Eccoci qua. Buon pomeriggio a tutti quanti, buon pomeriggio a Davide, buon pomeriggio ai tuoi collaboratori. Rubo qualche secondo giusto per augurarvi un grande in bocca al lupo a questa nuova avventura che nasce in un momento particolare della pallacanestro italiana, dello sport in generale italiano, ma è anche un segno di grande coraggio perché è chiaro che partire in questo momento con una nuova iniziativa dimostra di avere coraggio. Le capacità le avete tutte, la conoscenza del mondo della pallacanestro le avete tutte e mi auguro che assieme a questi si facciano i giusti passi e quindi un grande in bocca al lupo a tutti quanti e arrivederci sui campi della Lega Nazionale Pallacanestro. Assieme a questi si facciano i giusti passi e quindi un grande in bocca al lupo a tutti quanti e arrivederci sui campi della Lega Nazionale Pallacanestro. Questa è la Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro, per lasciamo che ringrazio e saluto per le sue belle parole. Hermes. Grazie, buonasera a tutti, grazie signor Sindaco per questa splendida engagement. Credo che nessuna persona centrale sia così importante per presentare una nuova iniziativa. Un saluto cordiale all'assessore alla Messicino, perché non si sta nel suo ruolo, anche nel settore, meglio del settore, però sono Assemblea particolarmente, particolare a caso Barbini. Io qui rappresento il CONI, sento Barbini, si è usato tantissimo, però non la sua fede juventina, quindi ha fatto veramente quello che si dice, è stato portato per poter andare allo stadio, si è riuscito. Avrà la mascherina da sua, però è là e fa il suo bene. Io poi Davide vorrei permettere che il nostro amico Cotti facesse un detto al suo maestro Sari, speriamo che questa sera non mi sia lo scudetto qua.
che dire, la pallacanestro nella nostra provincia, possiamo regione, senza dare le vita di tutte le vicende della nostra, diciamo, primavera, tutti hanno detto lui ha benissimo, non era presentato alla sua risoluzione, sono lasciato un po' stupito perché la simbiosi che esisteva all'interno dell'ambiente era sempre forte. E quindi come tutte le storie, belle storie, c'è un inizio, diciamo. La cosa bella è che Davide stasera ha fatto, chiuso tutte le polemiche, forse più giornalistiche che di fatto, augurando all'Apo le migliori fortune, ma ritagliandosi uno spazio estremamente importante. Credo che sia anche dal punto di vista sportivo questo un momento importante, perché il fatto di avere un'unica realtà all'epoca, poi non me ne vogliono le società inferiori, proprio in nulla, non è edificante per il nostro movimento. Quindi il fatto di portare qui a citare una serie B, due serie C, una serie civile, ma sì che il nostro mondo cestistico, il nostro mondo del canestro abbia sicuramente più competitività e più concorrenza. Quindi sicuramente una bella iniziativa. Spendere l'iniziativa, quella poi di chiamare una squadra abile, andando poi a prendere anche i colori della nostra provincia, il giallo quello che io mi sento di dire, essendo qui a Cividale, è di ringraziare l'amministrazione comunale per quello che sta facendo, che ha fatto per il mondo dello sport. Io sono anche presidente della Lega Nazionale del calcio regionale e non dimentico che il sindaco Paolo ha fatto un intervento straordinario e nella nazione italiana ci sono a posto un impianto di primissimo livello, ricordo, sperando per la società, per Forbiuli, arrivare a riprendere quello che è stato la sfida degli anni d'oro, e qui, proprio qui davanti, è vissuto per tanti anni il patriarca del calcio della nostra regione, Meloni. Quindi, scusandomi per la digressione calcistica, però era dovuta, proprio per evidenziare quello che è l'attaccamento di questa amministrazione, di questa città nei confronti dello sport, però a non vedere tutta la nostra regione, una grande attenzione del nostro movimento, sportivo. Abbiamo veramente comunità artistica di primo livello. Dicevo, lasciando stare questa, Davide, un po' per lupo, mettila tutta. Noi siamo con te, lo sai, come istituzione, tu come ti ho detto sei la pallacanestro, tu quel signore da cui fondo gli occhiali che ho messo, in mano quello che è la sorte, la nuova realtà, e dovrete assolutamente portarla a termine nella maniera giusta. In bocca al lupo. Grazie Ernesto. Allora io chiederei anche al vice sindaco di Villa Bernardi, sindaco, mandare un saluto, tanto che arriva, che mi mandi Francesco anche saluto di Giovanni, il presidente regionale della FIP, che insomma è inutile nascondere il mio fratello amico che in giro per l'Italia ha qualche processo, ma insomma si sta seguendo. La mando un saluto alla vice sindaco, un attimo solo, andiamo avanti con te. Beh, da parte della presidenza regionale un grande in bocca al lupo a Davide, alla nuova formazione, al nuovo sodalizio che entra a far parte della nostra grande famiglia, viene ad occupare una categoria ambita come la Serie B, una categoria dove inevitabilmente si darà spazio ai giovani che in questo momento trovano terreno fertile nella nostra regione. Sono molto contento poi che torni ad essere popolata una piazza a me assolutamente cara come Cividale. Ho fatto il capitano 4 anni nella Longobardi, sono state scritte delle pagine di storia cestistica indelebili, indimenticabili, quindi che si torni magari a frequentare e a calcare il parquet non del palazzetto di Via Luinis ma del nuovo super palazzo dello sport, la federazione regionale non può che essere contenta. Avanti Savoia, in bocca al lupo a tutti, sarà una grande stagione, sarà dura, ci sarà da combattere, ma credo che la compagine societaria che è in via di formazione, che è già sostanzialmente formata, potrà rendere al meglio. In bocca al lupo a coach Pilastrini, un graditissimo ritorno, un amico insomma del Friuli. Sono sicuro che ci saranno grandi soddisfazioni e non vedo l'ora di venire a vedere il derby con Monfalcone. Già sostanzialmente formata. Ok, grazie John.
sempre fantastico. Vice Sindaco, lei. Buonasera a tutti. Queste parole appena dette mi fanno ricordare, visto che eravamo giovani, adesso siamo anche nonni, al tempo passato con le votazioni di Aluminis, dove abbiamo partecipato e abbiamo tifato spostandoci in tutte le trasferte con le corriere, vero? Dico buono se ce lo ricordiamo. Ecco, quando Beppe mi ha parlato di questo progetto, ho ricordato proprio quanto Cividale viveva testimonialmente, quanto il basket per noi era una passione ed era un momento di condivisione, di corsa a mangiare e il sabato sera la partita e a tifare. E veramente anche quando troviamo quelli che hanno giocato e li ricordiamo c'è sempre un piacere e tutti ricordano anche di aver passato e trascorso momenti bellissimi a Cividale. E quindi io l'ho pensata come un ritorniamo come ai vecchi tempi, quindi io devo ringraziare per questa iniziativa. Però poi ne parlavamo anche del campo di calcio italiano. Io non vorrei che Beppe Ruolo avesse accontentato per sfinimento, perché veramente già il campo sportivo hanno detto il sindaco, abbiamo detto di sì perché guarda che il tuo assessore, ecco, non vorrei che fosse successa la stessa cosa, ma se è successo tanto meglio, ci portiamo anche il basket Cividali, quindi bravo Beppe, grazie ancora, penso che la città veramente sia orgogliosa di questo percorso che farete, un campus anche molto importante, un recupero veramente di una struttura che era lì, attendeva solo qualcuno che ci credesse veramente e mi pare che voi ci avete creduto. Poi la regione ha detto che sempre presente sarà e quindi confidiamo anche in quella. Grazie a tutti, siamo in pochi ma veramente diamo il benvenuto al basket a Cividale. Grazie mille parole. Io vorrei criticare il mio spirito perché se no io ho sempre abbraccio, come sanno i miei amici, però non vorrei dimenticare, vi ringrazio, saluto anche le varie televisioni che si sono dimostrate subito super disponibili e con cui faremo tante quelle cose. Tutto il mio staff che mi ha seguito, che mi seguirà, adesso saluto via Stefano Giolambieto che è stato, bisogna dirlo, confermato, bravo. E saluto Giacomo Braga, che per far capire, lui poi alla fine a pallacanestro, l'unica cosa che conta, Giacomo è un mio amico fraterno, anche lui mi ha seguito, poi l'ha chiamato a Verona, in due l'altro giorno, e io ho detto vai, cioè, come si fa di no? Quindi vuol dire, Giacomo è un amico che ci dà una mano all'estante, ma sopporto mi ha preso da Alessandro Petrone, un bravissimo ragazzo, un super, anche lui figlio di basket, un delfino di Giacomo, quindi andiamo avanti, però ripeto, le porte sono aperte, ma giustamente non potevamo dire no. Nel senso che quello che dico io, che alla fine l'unica cosa che conta è veramente onorare questo gioco e fare con il massimo della passione e del divertimento e sempre sorridere. Il coach mi ha chiesto fino al primo momento di avere solo gente super positiva. Allora coach, ti ho nominato più volte, di la propria saluto, ti prego. Grazie. Stefano Pilastrini. Sì, Coach, per favore, coach, tieni in mano il microfono perché portalo su. Intanto lo ringraziamo che ha trovato, è venuto a casa sua e ha trovato per strada pluriciniti, ma ce l'abbiamo fatta a parlare. Mi scuso per il ritardo, non sono abituato, ma purtroppo non ho avuto responsabilità in traffico e censura. Allora, no, io sono stato coinvolto in questa cosa. Davide, quando mi ha chiamato, sinceramente mi ha reso felice perché mi ha proposto una cosa che è una cosa che mi piace molto. Io, lui lo sa, perché conosce la mia carriera, nella mia carriera sono uscito in Serie B 4 volte, questa è la quinta. Quindi per me è usuale ripartire, diciamo, da un livello più basso, è usuale il fatto di partire con dei soggetti. Nella mia carriera non ho mai firmato contratti per meno di 2 o 3 anni, cioè più di contratti annuali che ho firmato uno qua a Udine, però quando sono entrato in corsa e pensando di fare un progetto lungo, poi quella volta non andò, nonostante io sono contento di quello
che è successo qua a Udine, però il fatto invece adesso, in un momento in cui diciamo, la programmazione viene messa molto da parte e viene fatto magari tutto in modo uso e getto, il fatto di avere una società che mi offre un contratto pluriennale, sa quello che mi piace fare, che sono le stesse cose che mi piace fare ad altri, quindi lavorare con i giovani, lavorare in modo programmato, cercare di crescere negli anni, non essere angosciati dal risultato della domenica, anche se ovviamente abbiamo sempre il campo da vincere, però sappiamo che qualche volta anche dalle sconfitte si impara e diciamo per costruire bisogna anche qualche volta passare attraverso dei momenti difficili. Io so che Davide conosce tutte queste cose, sa che Davide sa che a me piace lavorare in questo modo, quindi sono stato veramente molto contento, molto orgoglioso di essere coinvolto e credo che sia un progetto bello, che è stato già detto più volte. In questo momento nessuno programma, in questo momento forse non solo nello sport, forse non solo nel basket, si vive molto alla giornata. Infatti invece di avere un'idea, di costruire, di sapere che per raccogliere bisogna prima insegnare. Il fatto che bisogna lavorare in profondità nelle cose, credo che sia una cosa molto importante. Un'altra cosa, adesso qui avete usato tutte parole molto diplomatiche, sono belle, sul fatto della rivalità, ma devo dire che una delle cose che mi ha spinto è quando Davide mi ha detto noi siamo usciti da una realtà perché non andavamo più, le cose non erano più come mi piacevano. Secondo me nello sport le rivalità non sono niente di negativo, non vuol dire che si odiano gli avversari, non vuol dire che dall'altra parte ci sono persone sbagliate, però il fatto di avere lo stimolo di voler fare meglio di qualcun altro, anche qui vicino, anche qua in città, credo che sia una cosa bella. Quindi io credo che questa debba comunque rimanere un stimolo per crescere, credo che sia una cosa positiva ed è una delle cose che mi ha spinto ad accettare con entusiasmo questo progetto. Bravo. Grazie coach di Napoli, per i nostri ragazzi che poi quando comincerà a passare avanti. Ecco, proprio una cosa, il 3 di agosto iniziamo già l'attività, il coach mi ha chiesto di riattivare i giocatori, faremo una settimana a Lignano Sagradoro, devo dire, così vi facciamo lavorare 3 ore, la mattina 3 ore, poi pomeriggio ci fanno gruppo, quindi avremo anche l'occasione di vederci a Lignano, magari faremo anche di basket, rispetto a oggi che è una potenza istituzionale dove cominceremo a conoscere anche i ragazzi, dove ci sarà più lavoro per il preparatore, tutto qui per il coach, però insomma è sempre bello Lignano, Cividale, Lignano, anche questo è un po' il messaggio che dobbiamo dare, no? Le grandi eccellenze della nostra persona. Claudio, poi anche tu cortesemente hai portato un saluto, così magari qui la puoi ripetere un po', quindi Claudio Barbini, grande allenatore, nonché presidente del Provincia. Io ho preso appunti perché qui è intervenuto soltanto delle cose intelligenti per cui non è sfruttato il profondo di valore. Grazie sindaco, vice sindaco, assessore, presidente del consiglio, vicepresidente del corpo. E naturalmente grazie da Davide per quanto ha fatto nella nostra pallacanestro a Udine in generale e per quanto andrà a fare qui in questa città. Che dire? Che dire fatto da quanto diceva il Presidente del Consiglio, dice il nostro straordinario impegno, ce lo diceva Ippolito Nieto che il nostro impegno dell'universo, ma sappiamo che Cividale è stata la capitale occupata da Friuli, per cui voglio dire, ecco scegliere Cividale, la sua gente, il suo modo di essere, il suo patrimonio, l'ha citato, e il suo palazzetto, che in qualche modo ha già portato fortuna alla pallacanestro. Per cui grazie mille Davide, perché tu sei sicuramente contagioso, anche se oggi parlare di contagio, ma sei la tua passione, sei parlato di entusiasmo e quant'altro. E naturalmente voglio dire, io dico, il tuo ricco progetto, solo pensarlo e poi scendere in campo e farlo, ce ne passa di differenza. Ma sempre il nostro Presidente del Consiglio parlava dello sport maestro di vita, e ora ecco, proprio perché il progetto è articolato in chiave anche di settore giovanile e anche in chiave dunque educativa e socializzante,
vale la pena di ricordare quello che ci dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dove c'è sport, in questo caso il pallacanestro, ci sono le competenze per la vita. Allora ecco un investimento non soltanto per il mondo del basket, ma soprattutto per i nostri giovani, che ahimè troppe volte si spendono male nel tempo libero. E allora ecco che viene a ricordare il piacere che ho avuto, e un grazie a Ciao Buono, che sei tu che mi hai voluto decidere ad allenare la Serie B un po' di anni fa, e dove portare avanti il famoso settore giovanile, perché era un signor settore giovanile, con dei signori genitori, perché vedo qua la famiglia Fontanini, Rudi e con moglie, insieme al fratello di Massimo che giocava con noi, e per cui vuol dire veramente un fatto sociale, un fatto educativo. Poi sappiamo che Cividale ha una popolazione scolastica importante, con delle scuole che sono dei fiori all'occhiello, e per cui credo che si possa fare da uomo di scuola delle sinergie con il territorio. Il coach Stefano sei qua, scusami. Sì, è dura, non è vero. Ho perso la mia visione periferica e il mio cono visivo. Detto questo, ci conosciamo da una vita, ecco, lui è scuola a Bologna Fortitudo, è un maestro di fondamentali, per cui non si tratta soltanto di fare le squadre per portare a casa il risultato, ma si tratta di avere un coach che ti permette di investire nel miglioramento dei giocatori. Beh, anche dei genitori, non è poco. Cividale mi lega perché mio padre è comandato qua un po' di anni, voglio dire, mi emoziona sempre quando vengo in questa bella città e anche i vari marescialli dello Stato ufficiali che incontro, e gente seria, di gente che voglio dire quando c'è da donare il sangue è presente. E allora ecco, nella mia conclusione, che dire che Luciano è portato qua un campione con il Pozzetto, Luciano è portato qua un signore allenatore come Marcociani, cioè qui questa città ha la cultura della pallacanestro, oltre che dello sport. E allora concludo, visto che siamo nella terra dei colli orientali, si dice che una giornata senza sole è come una giornata senza un buon bicchiere di vino, ma da oggi anche come una giornata senza la globale di basket. In bocca al lupo. Grazie, allora, per riassumere, quindi di Lignano detto che dobbiamo fare il ritiro, ho avuto autorizzazione sempre più un discorso dei segreti, noi investiremo per i prossimi 3 anni in Nike, quindi ero in azienda, avevo rinnovato un accordo con Nike, c'è Nike che è il mio partner, e quindi insomma credo che sia figo, no? Va bene. Ringrazio la Rete di Venezia, una società amica dove io ho fatto le scuole giovanili, con cui stiamo ipotizzando una bella collaborazione giovanile, vicina stiamo parlando, a breve ci sarà una novità, mi piace dare anche ai ragazzi una visione diversa, insomma, allargare i confini, questa la butto lì intanto come picca. Saluto Leo De Viale, presidente della scuola femminile di Udine, perché prima di fare una squadra femminile qua non si decide, giusto, lui l'autorizzazione se non mi no? Giustamente, quindi Leo, non so parlare un po', vedremo, ma sempre in maniera collaborativa, ma la squadra la facciamo. E ringrazio gli amici di Marsiglia che mi hanno ceduto il titolo, che mi hanno in cuore, del gioco, i 2 procuratori che hanno dato la mano, Chico Zorzi e Maurizio Campanello, che sono disponibilissimi. Saluto Monfalcone, che sarà nostro rivale, presidente del prossimo anno sarà Monfalcone del mio amico Visciano, ci vedremo degli anni in campo, poi lo possiamo dire noi, non lo saranno giocatori. E poi insomma mi auguro di vedere tanti vecchi più, soprattutto prima del caso di Sarinoli, ad esempio, no? Sarinoli deve darci una mano, non si può fare. Saluto tutti i miei dirigenti storici che seguiranno, che sono freschi, vediamo di non dimenticare nessuno, Renato Monticelli, Stefano B, ho qui 2 influencer, l'ho detto prima, Franco Canzani sarà il nuovo uomo della comunicazione, e quindi di fianco a me siete disponibili, grazie un applauso, perché chi si decide di sono in Italia, la pallacanestro con il suo piatto, Aldo Carlino, il presidente della UCI, segretore della parte marketing responsabile di comprare risorse, soprattutto il grande amico qui lui, Franco Terezzani e me, che seguirà soprattutto il giovanile, Franco, sono saranno dei benvenuti che saranno per tutto. Poi, se non disponibili, stiamo parlando anche con Gianluca Mauro,
per vedere se ci dà una mano. Sono Gianluca che è in vacanza, l'ho invitato perché si sente bisogno di tanta gente, di brava gente come ci viene il gioco, quindi con Gianluca ci vedremo. Franco Persanotti, che fa meccanica, il logo di Nico, sapete che Franco è una perla meravigliosa. Antonello Pidioni, voi lo conoscete, grande amico, suo figlio giocherà con noi, quindi sarà in prima linea sempre. Tutte le persone che mi stanno appoggiando per garantire solidità questo progetto, e quindi chiaramente senza di loro non faremo niente. E poi per chiudere, che sarà niente di nessuno, Pippo e Max sono fantastici, Pippo Carnello, altro giocatore qua, poi Max Plata, il mio fratello Riccardo, che sarà socio sicuramente di questa società. Poi vi ringrazio per un po' di commozione, perché mi ho fatto su 2 mesi, non so la notte, Cindy, maledetta pallacanestro, mi dice sempre il figlio, un fratellino minore che mi dice sempre, non è che fare le storie, che maledetta la pallacanestro, che è la verità, che dice dopo una telecronaca della Sniper negli anni 90, ed è vero, per una malattia che ci coinvolge tutti, ed è vero che sono queste le malattie. Quindi poi dopo i prossimi giorni diremo altre cose, però questa è la presentazione del web. United Eagles Basketball, grazie, ma secondo domande possiamo giornalisti. Allora, io tenderei a fare solo un paio di domande, tante che sono arrivate, tanti saluti all'amministrazione comunale, ringraziamenti e citazione anche nel vedere maritare 2 cose così importanti come civiltà del Friuli e la pallacanestro che rappresenti tu, Davide, perché è indubbio che certe volte sono parole sinonimiche. Però tenderei a non fare troppe domande perché penso che tanti qua abbiano il fervorino di pensare che tra 23 minuti, anche a casa, mi do l'anticipazione, non gioca Lasagna, giocherà Nestorowski o Cacca. Sparisce il sorriso da Davide Mitrovic. Allora, vi faccio solo 2 domande al volo. Giacomo Corvaia chiede, potenzialmente, so che non poteste non rispondermi, chi è il main sponsor o il principale finanziatore? Penso che non sia giornata di però comprende che la domanda può non essere evasa, però nella stagione che comincerà, spero presto, ma non abbiamo ancora date certe, un team in Lega Basket, uno in Lega 2, 2 in Serie B, si pronunciano weekend molto pieni di pallacanestro e questo penso faccia piacere a tutti. Ed è il grande obiettivo da cui si è chiuderei con un saluto. Non mi sembrava noi giocheremo sabato sera, in modo che chi vuole sabato sera vedere noi, anzi io invito anche chi vuole vedere la dirigenza, certo, Presidente, di far avere una testa del movimento sicuro. Se voi vuole venire non venire a far avere per l'Ministero. E poi la domenica tutti vedranno, io magari no, per lui, no? Sto in famiglia ogni tanto. Poi c'è una domanda di Pino Pisano al Messaggero, che però è abbastanza simile a quella precedente, quindi Pino, avremo tempo di parlare di queste cose più avanti, comunque lo saluto, gli auguro buon lavoro, grande appassionato di basket, sul suo tifo, sulla sua fede calcistica. Lasciamo stare. Un'ultima cosa, saluto chi aiuterò nella comunicazione, Max Montanini, le cui fede calcistica è diversa, che è poi una fan di PI, quindi lo devo salutare. Io l'ho lasciato bravo, io ho lasciato per chiusura, se mi permetti, sindaco, per me è un grande orgoglio passare la mia squadra di Serie C alla famiglia Fontanini, Massimo Presidente, se viene qua papà, è un piacere, saluto Massimo Giubboni, che è proprio a casa, però insomma, Max Fonta, oltre a essere un mio ragazzo, ormai è un ragazzo grande, è un amico fraterno, e sarà il presidente della squadra che porta la pallacanestro senior a Cividale. Il papà è qua. Niente, volevo cogliere l'occasione per salutare tutti, soprattutto lei sindaco che ci ha ospitato ancora una volta in questa sala qui, il sindaco, e soprattutto l'assessore dello sport, una figura di lavoro, perché in tutti questi anni ci ha sempre dato una mano, sempre aiutato a risolvere i problemi. E volevo ringraziare il signor Davide Mipari che ci dà questa opportunità e siamo contenti di questa collaborazione, anche perché contiamo l'altra squadra Cividale dopo i trascorsi del presidente storico Nico Bono e del presidente Bardini, che lui sono loro che ci hanno fatto affezionare alla pallacanestro per Cividale. E dicevo grazie alla collaborazione, signor Davide, perché noi volevamo andare più cauti, però ci è stata data così opportunità, io la vogliamo, no?
anche perché questo sviluppo potrà servire molto ai nostri giovani che stiamo allevando e cercando di allenare e soprattutto al territorio. Sono molto affezionato. Grazie a tutti. Conclusi una cosa, Sindaco, senza mandare anche fare chiudere al processore, che è uno dei principali responsabili di quello che andiamo a fare. Quindi, tocca a te chiudere. Tanto grazie e continuiamo per me stare così, non però di più di oggi. Allora, innanzitutto buonasera a tutti e vi ringrazio per le parole di stima che ognuno di voi ha pronunciato nei miei confronti, diciamo anche quelle che mi hanno dipinto come un mastino, come un terzino dei vecchi a scuola, no? Effettivamente nascevo terzino sinistro e per me si chiude, diciamo, un cerchio che è iniziato proprio 5 anni fa, quando ho preso in mano la delega allo sport, che mi ha gentilmente dato il sindaco Stefano Ballo, che io l'ho presa come una sfida, come mi ha insegnato lo sport, ad affrontarla allenandomi duramente tutti i giorni per cercare di imparare quanto più possibile e ogni qualvolta si presentava una partita cercare di farmi trovare pronto e cercare di portare a casa il miglior risultato possibile, ma non per il ruolo, ma per la città di Cividale del Friuli, perché è la squadra in cui gioco. E dicevo, è un cerchio che si chiude perché proprio qui, in questa sala, 5 anni fa, ci fu un simbolico passaggio di consegne con la rinascita della Longobardi Basket tra il presidente Enrico Bono e il presidente Fontanini. A distanza di 5 anni sono successe tante cose. Qualcosa ha elencato prima il sindaco, la tappa del Giro d'Italia, che avremo qui in passaggio anche ad ottobre, i mondiali di basket, dove ci ha visto di nuovo collaborare con Udine, la prima stagione in Serie A dell'Apu, qui in via Perugini, la nazionale italiana di pallavolo, che prima di partire per Rio ha fatto un amichevole al nostro palazzetto, e potrei elencare tantissimi altri eventi sportivi che sono stati realizzati grazie anche alle nostre associazioni locali, che sono veramente un grande patrimonio per il nostro territorio e che valorizzano, oltre che da un punto di vista turistico-culturale, che è la connotazione più nota a tutti di Cividale, anche da un punto di vista sportivo. Ha fatto conoscere Cividale a tanta gente grazie agli eventi sportivi che hanno fatto, diciamo, da propedeutica per quello che lasceremo adesso in eredità alla prossima amministrazione, che invito sin da subito a coltivare questo progetto, perché questo progetto è un progetto molto ambizioso che non si ferma ad una semplice partita di basket il sabato sera. Da quello che ha detto Davide e dalle parole anche di chi è intervenuto prima di me si è capito benissimo che c'è molto di più. Con questa iniziativa si vuole far sì che Cividale sia un valore aggiunto, rivale di nessuno, un valore aggiunto per il Friuli Venezia Giulia. Nel mondo del basket abbiamo l'Apu, abbiamo il Trieste, abbiamo tante realtà. Adesso torna a Cividale, perché c'è stata, ritorna a Cividale, ma il progetto del campus penso che è la cosa più importante sulla quale bisognerà investire, a partire dalla regione, non me ne voglia il Presidente del Consiglio. So che non si fanno promesse e condivido questa cosa, però penso che da amministratori lungimiranti, come vi siete sempre dimostrati, coglierete questa occasione e darete una mano alla società e alla prossima amministrazione per far sì che questa cosa si realizzi, perché sarà sicuramente un beneficio per Cividale, ma quello è il risultato minore. Porterà il Friuli Venezia Giulia al centro del basket a livello nazionale. E penso che, ripeto, sia un'occasione da cogliere, da portare avanti. Il cammino non sarà facile. Il periodo Covid, diciamo,
ha complicato un po' le cose, ma come tutti i buoni sportivi, più sali in classifica, più sali di categoria e meglio ti devi attrezzare per poter giocare. Cividale si è allenata in questi anni con tutti questi eventi e sport hanno riempito il palazzetto, c'è una grande occasione, ci faremo trovare pronti, abbiamo qualcosina da sistemare all'interno, ma giusto 2 o 3 chicche per proprio dare in mano un palazzetto professionale, e già ne abbiamo parlato con i colleghi. E poi, ripeto, sono veramente felice di chiuderla così, in questa sala, a giorni scadrà il nostro mandato, e chiudiamo in questa sala con qualcosa che non è più uno spot, non è più l'evento sporadico, quello che può passare oggi e poi forse lo rivedremo fra 3 anni. Chiudiamo con un qualcosa che riporta Cividale al centro del panorama sportivo regionale. Grazie e in bocca al lupo. Andiamo? Allora, io vi lascio con questo filmatino che ha fatto Francesco, che vedete su Facebook che di stasera, che racconta quello che è il nuovo progetto, nuovo della società, gli Eagles di Cividale. Grazie a tutti e viva la Parlamento!